Quello di cui andiamo a parlare quest'oggi è il nuraghello L di Budusò. Scavato dalla professoressa Basoli nel 1992, il nuraghello L si presenta anomalo sia nella complessità dell'impianto che nella strutturazione degli interni. La prima, data dalle forme e dagli accorgimenti architettonici, ci mostra come la struttura sia probabilmente nata come un protonuraghe e successivamente sia stata adattata alle forme più tondeggianti dei nuraghi evoluti. Uno degli accorgimenti architettonici riconoscibile come esempio di arcaicità è l'utilizzo delle diverse rocce affioranti come elementi d'appoggio, sia nei muraglioni che nella struttura. Un altro particolare degno di nota riguarda l'ingresso principale del bastione. Questo non si apre né su un cortile né su un corridoio di accesso al piano terra della torre centrale, ma attraverso una rampa di gradini si sviluppa verso il secondo livello o primo piano. La rampa di scale parte dall'ingresso verso la parte posteriore della struttura e girando in senso orario sale al primo piano, riportando l'avventore nella parte anteriore dell'edificio. In questo punto, sempre al secondo livello, si rasenta la torre sud-est e si imbocca un corridoio in cui si intravedono ancora tratti di copertura a piatabande. Questo corridoio, in origine coperto, percorre tutto il prospetto del nuraghe giungendo sino al fianco occidentale, dove stranamente ridiscende al primo livello o piano terra. Quasi a metà del percorso possiamo notare una rampa di scale che dal corridoio interno sale al secondo piano o terzo livello, dove si apre la camera della torre centrale. Non si sa con precisione quanto siano elevate le rocce su cui poggia la struttura, ma gli indizi suggeriscono che la torre centrale si innalzi per almeno 2 piani. Tuttavia rimangono parecchi dubbi sull'accesso e l'ampiezza delle camere al piano terra e degli ambienti del primo piano, di cui si possono solo osservare i muri esterni. L'accesso alla camera della torre centrale è anticipato da 2 presunte nicchie. Quella di sinistra è di forma subrettangolare e molto profonda, quasi fosse una specie di corridoio, mentre quella di destra mostra realmente la sua forma absidata e delimitata. All'esterno del bastione, nel vertice sud-est, si può osservare un'altra situazione non certo comune nei nuraghi. In discesa dal piano di calpestio è stata infatti ricavata, con soglie in pietra e stipiti di diversi filari sempre in pietra, una camera con tolos sotterranea, sottostante all'ingresso scala del complesso.